Buonasera a tutti ragazzi, questa sera girovagando per il web trovo una notizia davvero molto interessante, diciamo. In effetti in Algeria ci sono avuti picchi di 52 gradi, cioè 52,4 gradi centigradi. Cioè una cosa veramente, secondo me, è vero che lì il caldo scocca, però questo, diciamo, da molti giorni sta questo caldo, diciamo, infernale in questo paese e ci sono anche dei possibili rischi che possa arrivare, diciamo, anche in Italia questo, diciamo, questo calore dall'Algeria. Quindi questa è proprio una vera vampata di calore, quindi in effetti già nei video precedenti avevo detto che a finale del mese nel sud si sarebbe, diciamo, alzata la temperatura e ecco qui trovato diciamo, il motivo, cioè questa ondata di caldo che sta in Algeria dovrebbe risalire e toccare il centro, diciamo, il sud Italia, nemmeno il centro, quindi in effetti in questo momento le temperature stanno a 52 gradi lì. Diciamo questa ondata di caldo potrebbe arrivare tranquillamente Sicilia, Puglia, cioè il sud Italia tranquillamente. Quindi in questi giorni l'Algeria è sotto questa questo clima impazzito, diciamo con punte che ho detto oltre i 52 gradi, cioè 52,4, quindi un clima davvero, diciamo un'estate davvero strana in effetti. Quindi il video che avevo fatto precedentemente, il fatto che a fine mese ci sarebbe stata questa ondata di calore è dovuto a questo, diciamo, a questo evento che sta succedendo diciamo come si chiama? In Algeria. Sì, 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 tutto a posto, Adriana, sì, sì. Ho fatto un'altra mezza giornata, però abbiamo finito oramai. Quindi ragazzi, questo caldo che arriverà sarà colpa di questo, diciamo, clima infuocato che tuttora sta in Algeria. Quindi, diciamo, non è che la colpa è dell'Algeria per l'amor di Dio, però giustamente l'ondata di calore che arriverà qua al sud, diciamo, sarà l'effetto di questo super caldo in Algeria che sta salendo verso dall'Algeria verso l'Italia. Ragazzi, vi auguro una buona serata e se ci sarà qualche notizio, grazie, se ci sarà qualche notizia più interessante, io non ho un orario, la posso fare alle 9, alle 10, e basta che trovo la notizia interessante e la faccio la live. Quindi o ci sentiamo più tardi, o domani, o tra un'ora, o tra 2 ore, non lo so, vi dico una bugia. Arrivederci a tutti e grazie sempre per avermi seguito e che mi seguite sì, sì, ma figurati, dai, io rido, figurati, io non ci penso proprio. Ciao a tutti ragazzi.